Allora, ciao a tutti, questo è un nuovo video di questa mia serie dove appunto io vado a parlare di capitolo per capitolo di Antonio Rizzi della Innocenza Avuta in Realtà, il mio secondo libro e primo romanzo. Allora, come detto nel precedente episodio, anzi nei due precedenti episodi, ho dovuto appunto ricreare questa serie perché purtroppo alcuni miei video sono stati oscurati, quindi di conseguenza sono stato costretto a rifare un'altra volta la serie. Ma io appunto la faccio con piacere perché comunque è una serie in cui appunto vado a parlare appunto di questo libro capitolo per capitolo, di quello appunto che ho scritto nel mio romanzo. E ovviamente, a prescindere da questo, ovviamente come in ogni altro video, vi invito appunto a acquistare appunto una copia del mio romanzo, Antonio Rizzi dell'Innocenza Avuta in Realtà. Vi ricordo che questo libro è stato pubblicato il 7 dicembre 2019 a Latina. Successivamente sono state fatte una serie di presentazioni a Sabaudo, anche se poi ovviamente la pandemia del Covid ha bloccato tutto. Comunque in ogni caso, a prescindere da tutto, questo libro qui, Antonio Rizzi, è disponibile ed è venuto personalmente da me nella nostra enoteca di famiglia, la Bottega del Vino, e noi siamo a Sabaudo, a Corso Vittorio Emanuele Terzi, numero 4. Ovviamente quei libri sono venuti da me, li potete trovare anche, magari se siete fortunati, in qualche edicola della vostra zona. Ho fatto una richiesta alla mia casa editrice, Edizione della Mappa, che è la casa editrice appunto che mi ha pubblicato questo libro, e quindi niente, quindi vi invito a acquistare una copia perché certo ovviamente non sarà un capolavoro, però comunque è una buona lettura. Non stiamo parlando certamente del Padrino di Mario Puzo oppure di C'era una volta in America di Harry Gray, però è comunque un romanzo che ho inventato che appunto fa tutti i riferimenti a quelli, è pieno di riferimenti a quello che appunto è il mondo mafioso, in cui appunto il mio giovane protagonista che ho inventato, questo giovane siciliano che è nato dalla mia mente, Antonio Rizzi, appunto verrà invischiato. Quindi è un libro sicuramente non è una saggistica sulla mafia, ma è semplicemente un romanzo che va appunto a parlare di una storia che è ambientata nel contesto meraviglioso sia di Corleone che di New York, parlando appunto di questo Antonio Rizzi. Come detto nel precedente capitolo, appunto io mi sono andato a acquistare quello che appunto è il primo capitolo, che appunto parla di quella che è la vita iniziale di Antonio, quindi un ragazzo siciliano apparentemente come tutti gli altri, che vive appunto in una situazione apparentemente normale a Corleone, vive una situazione apparentemente normale, dove appunto lui vive tranquillamente una vita spensierata, di uno spensierato dodicenne insieme appunto al fratello di Michele, 5 anni più grande di lui, insieme alla madre Carmela e il padre Nino contadino. Però ovviamente la sua vita appunto come detto nel precedente primo capitolo sembra normale, perché lui conduce una vita normalissima, vive in una famiglia appunto dove si trova bene, ha degli amici, ha delle passioni, ha degli interessi, si dedica allo studio. Però da ragazzo intelligente qual è, appunto lui sapeva che appunto Corleone poi nascondeva un lato oscuro, e il lato oscuro appunto è quello appunto del crimine organizzato che nasceva a Corleone, che coinvolgerà quello che poi sarà successivamente il suo antagonista principale nel corso appunto della sua storia, nella storia del romanzo, cioè Francesco Cilli, un importatore di olio d'oliva, che appunto, con la quale appunto il padre di Antonio, Nino, appunto si è indebitato diversi anni prima dell'inizio di questa storia, nella storia del romanzo. Adesso appunto il primo capitolo andava ad analizzare quello che appunto era la vita del dodicenne Antonio, che successivamente causa proprio sviluppo quando suo fratello Michele, in seguito appunto avendo appunto scoperto del debito appunto di suo padre con Francesco Cilli, aveva rimediato una dura lezione da parte degli scagnozzi del boss mafioso. Ovviamente anche Antonio ignorava completamente la situazione a differenza del fratello, però ovviamente non credette minimamente quando appunto suo fratello raccontò a lui e ai suoi genitori che appunto lui era stato semplicemente malmenato da dei ragazzi ubriachi. Cioè Antonio, il ragazzo intelligente come sapeva appunto che c'era qualcosa di più. Questo però riguardava il primo capitolo. Quello che vi andrò a descrivere stasera sarà la prima parte del secondo capitolo. Ovviamente il secondo capitolo non è molto lungo, parliamo di 10 pagine, però appunto anche se io cercherò di essere più sintetico possibile, più riassuntivo possibile, ovviamente ci sono molti punti importanti che vanno analizzati, che appunto io vi andrò a leggere stasera, e niente, quindi spero appunto apprezziate in modo che questo appunto come posso dire, vi incoraggi appunto ad acquistare il romanzo, quindi spero che appunto che questa parte che vi andrò a raccontare sia interessante, che a voi piaccia, che appunto vi dia insomma lo step appunto per decidervi se acquistare o meno il romanzo. Quindi appunto il capitolo 2 andrà a parlare di Francesco Cilli, quindi lo andrò a descrivere subito. La storia di Francesco Cilli era decisamente diversa da quella della maggior parte degli abitanti di Corleone. Era decisamente diversa da quella della maggior parte degli abitanti di Corleone. Se molte persone avevano vissuto dovendo lottare ogni singolo giorno della loro vita, Francesco era nato in una famiglia benestante, e questo lo doveva soprattutto a suo padre, Bruno Cilli.
Bruno Cili era un importante imprenditore d'olio d'oliva e grazie ai guadagni che acquisiva con l'importazione e l'esportazione era estremamente ricco e poteva permettersi di lasciare la Sicilia quando voleva e la sua direzione era sempre e soltanto una, New York. Il figlio Francesco viaggiava sempre con lui perché non aveva altra intenzione che seguire le norme paterne, come poi effettivamente avvenne. E in questo modo ebbero occasione di conoscere importanti uomini d'affari che appunto erano entrati, che svolgevano trattative con suo padre. Importanti uomini d'affari newyorkesi con la quale appunto il padre faceva affari. Bruno Cili, il padre di Francesco, aveva un eccellente rapporto d'amicizia con la famiglia Marzano. L'olio d'oliva che Cili offriva loro garantiva una grande copertura del loro business, facendo passare i loro affari per legali. Ovviamente anche a quei tempi il racket e il contrabbando andavano forti, ma erano comunque illegali. Certo, Marzano e le altre famiglie newyorkesi avevano diversi sindacalisti corrotti e molti amici in politica, ma questo non gli garantiva che un poliziotto vero non ficcasse il naso nelle faccende, infiltratosi. Ed è qui che Bruno Cili entrava in gioco. E poi successivamente suo figlio entrerà in gioco a sua volta. Nessuno poteva immaginare che le loro armi e anche qualcos'altro riguardante il contrabbando andavano a finire nella maggiore di un imprenditore siciliano come Cili. Intanto loro guadagnavano profondamente. Insomma, la rete tra Bruno Cili prima e suo figlio poi era perfetta, le spedizioni erano sicure, la copertura perfetta, la copertura assolutamente sicura. Nessuno poteva impedire a questi uomini di ricchezza indisturbati. Bruno Cili gestì questa attività finché arrivò il giorno a cui morì. Era un uomo che credeva in quello che faceva. Possiamo dire che era attaccato al proprio lavoro e sebbene fosse ovvio che avrebbe lasciato tutto suo figlio Francesco, si rifiutò anche quando arrivò all'età avanzata di farsi da parte. Considerava i suoi affari, la sua ragione di vita e non riusciva a immaginarsi seduto su una comoda sdraia al sole di Corleone per godersi gli ultimi anni e appassire lentamente. Quando Francesco ereditò l'attività alla morte del padre, non solo la situazione non peggiorò, ma addirittura migliorò. Francesco era cresciuto in un ambiente meraviglioso, era una persona brillante, intelligente, una persona che non lasciava niente al caso, era estremamente sveglio, era estremamente sveglio e sapeva appunto come trattare con le persone. Se il padre faceva affari infatti esclusivamente con la famiglia Marzano, di cui era grande amico e si fidava cicamente, Francesco si mise in contatto con tanti importanti uomini d'affari newyorkesi. Aveva naso per l'occasione e se la famiglia Marzano operava principalmente nel contrabbando d'armi, le famiglie Gentile e Lupisella si occupavano anche del traffico di stupefacenti. Erano ormai gli anni 40 e se per mezzo secolo tutti avevano puntato forte sul gioco d'azzardo, sull'estorsione, sul contrabbando d'alcol, tutti vedevano la droga come il business del futuro. Ed era di questo principale ramo, scusate ragazzi, appunto, che si occupavano appunto delle famiglie Gentile e Lupisella, con la quale lo stesso Francesco Cili andò a trattare alla morte del padre, arricchendo sempre di più e dimostrandosi una persona estremamente brillante. Bruno e Francesco Cili ormai erano diventati ricchi sia con il commercio dell'oliva e con gli affari di Marzano e grazie ai soldi in poco tempo Francesco acquistò diversi silos per poter piazzare la droga. Ovviamente questo non succedeva ma spesso e volentieri i Gentili e Lupisella avevano problemi a corrompere l'eredità per fargli chiudere un occhio sul loro commercio ed è qui che Francesco Cili era per loro l'uomo giusto al momento giusto. Lo pagarono per tenere nascosta roba in un posto tranquillo per poi poterla avere al momento opportuno. Francesco guadagnava tantissimo, i suoi affari erano una gonfia vera e questo gli permise di far costruire nel 1949, ossia lo stesso anno della nascita di Antonio, una grande villa e pagare diverse guardie del corpo. Ovviamente anche i poliziotti venivano pagati adeguatamente e nessuno ce ne metteva. Insomma, in poco tempo Francesco Cili aveva creato un impero apparentemente invalicabile e nessuno poteva mettere in discussione questo. C'era poi stato un evento che aveva fatto guadagnare a Francesco il massimo rispetto ai suoi soci d'affari. Adesso lo andrò ad analizzare, ragazzi. La famiglia Gentile gestiva i suoi affari principalmente a New York, che non era certo Chicago, dove spadroneggiava Al Capone. Il traffico dei narcotici procedeva a gonfie vele e la famiglia Gentile ne traeva un grandissimo giovamento, ma ben presto il giro attirò l'intenzione della Dea, che da diverso tempo controllava gli affari della famiglia, così molti membri della famiglia Gentile, scusate ragazzi, si costituirono. Il capofamiglia si chiamava Vince Gentile e aveva molti uomini, che inizialmente sembravano fidati, ma che appena si trovavano i poliziotti alle coste non ci pensavano molto a costituirsi, spifferando molti affari della famiglia alla Dea. A quel tempo Francesco Cili faceva diversi affari con la famiglia, ma più che altro si limitava a spendere i soldi che guadagnava per comprarsi grosse quantità di eroina che poi nascondeva dovutamente nei suoi magazzini personali. Quando la situazione si fece però seria, Vince Gentile richiese un incontro con lo stesso Francesco e gli spiegò che aveva bisogno del suo aiuto per nascondere tutta la droga, che aveva in un posto sicuro lontano da occhi indiscreti. Del resto, i suoi fidati spracci testi, Big Pet e Luca avevano cantato
ma se non ci fossero state prove, lui non sarebbe stato fatto nulla. Cilla all'inizio era un po' titubante perché non aveva un posto abbastanza grande per nascondere tutto quell'oro, ma cambiò idea quando lo stesso Gentile gli offrì ben 100.000 dollari americani per fare in modo che potesse acquistare nuovi posti sempre più segreti dove nascondere la roba. Francesco Cigli a questo punto accettò l'offerta e riportò la melasse in Italia indisturbato. Dovette corrompere diverse persone, ma i soldi di certo non gli mancavano. Arrivati a Corleone poté acquistare diversi magazzini e anche una drogheria che usò come copertura per nascondere la droga, ovviamente. Questo fece aumentare di molto il rispetto che Don Gentile nutriva in lui. E anche gli altri di famiglia non poterono notare le sue abilità e sempre più persone degli affari, legali o no, sapevano di poter contare solamente col genio del mondo degli affari, quando appunto si citava la parola Francesco, scusate. E anche molti altri capi di famiglia sapevano appunto di poter contare su una persona affidabile quando si rivolgevano a Francesco Cilli. Poi ci fu anche un altro episodio che fece crescere molto la sua fama come imprenditore. Francesco Cilli era un uomo che non beveva, preferiva avere la compostezza quando parlava di affari e il periodo del proibizionismo aveva fatto in modo che crescesse il servizio dell'acqua, e questa non era una cosa da poco, perché molte persone del suo livello, molte persone che appunto svolgevano lo stesso tipo di attività invece hanno ceduto da tempo al vizio dell'alcol, cosa che appunto lo stesso Cilli non aveva fatto. Nonostante questo però i suoi affari potessero avere un vantaggio da questa... No, scusatemi. Francesco Cilli era un uomo che non beveva, preferiva avere la compostezza quando parlava di affari e il periodo del proibizionismo aveva fatto in modo che crescesse nel servizio d'acqua e questa non era una cosa da poco. Nonostante questo però i suoi affari potevano avere un vantaggio da questa legge e certamente se ne poteva dare profitto se ne poteva dare profitto lui sicuramente non si tirava indietro. Adesso invece ragazzi io andrò a parlare di quelli appunto che sono stati i principali soci appunto di Francesco Cilli con la quale lui è venuto a stringere affari questi anni. Questo qua concluderò la prima parte del capitolo 2. La seconda parte del secondo capitolo lo andrò a analizzare un prossimo video che farò penso tra una settimana, poi invece vi andrò ad analizzare qual è il debito appunto di Maurizio con lo stesso Francesco Cilli. Il principale affare della famiglia Lupisella era senza dubbio il contrabbando di liquore prima che esplodesse il mercato dei narcotici negli anni 40. Gli agenti del tesoro spesso venivano ingannati, del resto non esisteva soltanto Al Capone che poteva spioneggiare a Chicago, mentre gli Hotness si battevano tutte le sue forze per bloccarlo. C'era anche Lupisella, che appunto con l'affare del contrabbando d'alcol si erano ben presto arricchiti. I Lupiselli erano ovviamente la famiglia che gestiva questa rete di contrabbando, però c'erano diversi agenti che non scherzavano, alcuni credevano fermamente in questa legge ed erano assolutamente incorruttibili e questo rendeva complicato il passaggio del camion e non sempre la paglia e gli ombrelli potevano coprire tutto. Il loro capofamiglia si chiamava Franco Lupisella, un siciliano di quelli della vecchia maniera che tra tutti i capi mafia di New York era il più saggio e preparato per gestire situazioni del genere. Conosceva molto bene Bruno Cilli, anzi aveva una solida amicizia con lui, aveva notato subito Francesco e quando capì che i suoi affari erano in pericolo non ci mise molto a contattarlo. Francesco Cilli venne pagato profondamente da Don Lupisella e grazie alle sue capacità non ci mise molto a fare finta di essere favorevole al proibizionismo. Si finse un agente sotto copertura di nome Merck Snow e più volte fece in modo che gli agenti del tesoro non si trovassero su una falsa pista. Tutto questo riuscì a farla franca, riuscì a nascondersi dalla sua maschera e quando bere vini, liquore e tutto il resto divenne legale, spagnolo nulla, fu come se Merck Snow non fosse mai esistito. Quando finì il proibizionismo, Francesco Cilli era già stato in grado di mettere in secondo piano il padre. Questo non era da poco perché gli fece accrescere il rispetto che i capofamiglia di New York nutrivano nei suoi confronti. Nel 1999 aveva già un fior di capitali, ormai 35enne, ha una fortuna per far costruire la sua attuale villa, quella nella quale risiedeva attualmente a Corleone. La sua reputazione a Corleone lo precedeva. Molte persone lo stimavano, ma c'erano anche molti attratti dai suoi soldi. Francesco sapeva come trattare con queste persone, li pagava profumatamente e loro divennero le sue guardie del corpo, e non armato soltanto di vecchie lupane, ma anche di Winchester e fucili a canne mozza, nuove di zecca. Quindi, ragazzi, io vi ho analizzato, ho cercato di essere il più sintetico possibile, poi vi ho analizzato appunto le prime pagine del secondo capitolo. Per me è un po' difficile essere sintetico perché io, essendo una persona che vuole analizzare tutto quando va a leggere un libro, chiaramente provo a essere sintetico ma spesso non mi riesce, quindi mi scuso per questo se magari sono stato un pochino pesante nel commento. Comunque, questa, come vi ho detto, è stata la mia parte del secondo capitolo, di come Francesco Cilli salì al potere dopo appunto aver ereditato tutto dal padre, dei suoi rapporti con i capi mafia.
Nel prossimo video vi andrò a analizzare la seconda parte del secondo capitolo e vi andrò a analizzare come il padre di Antonio Rizzi, Nino, si andrà a indebitare con lo stesso Francesco Cilli, che poi sarà il tema principale sulla quale si svilupperà la trama. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, quindi commentate numerosi, iscrivetevi al mio canale, mettete un mi piace e niente, aiutatemi a far condividere la serie. Noi ci vediamo al prossimo video dedicato appunto ad Antonio Rizzi, oltre ovviamente ai prossimi video che farò con la chitarra, ma quella è un'altra serie. Quindi ciao ragazzi, a presto.